Vabbè, di queste danze possiamo fare anche a meno, anche perché direi che il periodo non è esattamente di quelli che invitano alla gioia e al giubilo. Tira un'aria pessima. Io cerco di guardare sempre il bicchiere mezzo pieno, avrò finalmente il tempo di leggere per voi un libro che non si trova più in giro. Secondo me, dopo la seconda puntata di quella lettura riaprono tutto. Ma adesso, scherzi a parte, questa mattina non ho potuto salutarvi perché mentre mi recavo in Senato ero in attesa di un collegamento con Palazzo Chigi, che a noi era stato annunciato per le 10, ai giornali era stato raccontato per le 10:30 e poi in effetti ha avuto luogo alle 10:50 con gli amministratori dell'Abruzzo, i parlamentari, i sindaci competenti per territorio, convocati dal presidente Conte, che con quel congruo ritardo di una cinquantina di minuti è apparso, insomma, ci ha dato la sua massima disponibilità. Giusto per dirvi che, insomma, la casta non esiste, anche noi veniamo trattati nelle videoconferenze come voi nelle conferenze stampa, con quelle poche decine di minuti di ritardo che io naturalmente so sempre come occupare. Avrei voluto parlarvi di una cosa che ho scoperto all'ultimo convegno di Asimmetrie, una cosa tecnica che non conoscevo, e di economia, e mi è stata segnalata da Gennaro Zezza, che con l'occasione ringrazio ancora per aver partecipato al convegno, portando un contributo tecnico in un convegno che grazie all'evoluzione, insomma, dell'associazione, al fatto che io non ne sono più presidente, non sono neanche più nel comitato direttivo, si sta un po' emancipando dalla egemonia degli economisti per aprirsi ad altre branche disciplinari. Però è stato bello vedere un economista con i grafici, con le formule, insomma, ci ha riportato ai primi momenti del dibattito. Il contributo tecnico di Gennaro all'evoluzione del mio pensiero riguarda un tema relativamente esoterico, insomma, in realtà piuttosto standard per certi corsi di economia, cioè quello della localizzazione delle imprese in caso di concorrenza monopolistica. Concorrenza monopolistica è una situazione in cui, adesso non vorrei attirare le ire dei puristi, ma insomma, per farmi capire, ci sono una pluralità di aziende che vendono un prodotto relativamente omogeneo ma hanno un certo potere di fissarne il prezzo. Lo potremmo anche chiamare la vita vera, tutto sommato. E l'esempio è quello diciamo, qui gli autori coinvolti sono Hotelling, Bertrand, Cournot, cioè, diciamo, perché il problema è un problema di teoria dei giochi, nel senso che vengono prese delle decisioni, la decisione di dove localizzare la propria azienda, e naturalmente le decisioni vengono prese esaminandone le conseguenze, che è quello che si suppone che per esempio i politici debbano fare, ma non sempre hanno il tempo di fare, come forse avrete capito sempre al convegno, o come potreste capire ad esempio leggendo un libro che con l'economia e la politica apparentemente c'entra poco, ma in realtà c'entra molto, che è Maria e l'ingegnere di Riccardo Ruggeri. Il modello è quello della città lineare, cioè si immagina che diciamo, i consumatori e i produttori siano disposti lungo una linea, immaginate lungo una strada, ma l'esempio potrebbe essere quello
di una spiaggia dove ci sono due chioschi di gelatai, e l'idea è dove vanno a collocarsi questi chioschi per massimizzare la loro clientela, e uno intuitivamente potrebbe pensare che sia razionale collocarsi agli estremi, quindi uno da una parte e uno dall'altra, e così si spartiscono, diciamo, la fetta, ognuno si dividono al 50% la platea dei potenziali clienti. Potrebbe avere un senso. La verità però è che se il prodotto è sufficientemente omogeneo e il prezzo è uniforme, allora succede la seguente cosa, che diciamo uno dei due produttori, uno dei due, in questo caso anche commercianti, insomma situati agli estremi, basta che si sposti un pochino verso il centro e immediatamente attrae, immaginando che i costi di trasporto, insomma lo sbattimento di recarsi dalla propria sdraio al chiosco sia lineare, quindi aumenti proporzionalmente la distanza, immediatamente attrae una parte dei clienti dell'altro chiosco, il quale a sua volta, visto che il concorrente si comporta in questo modo, se quello si è spostato di 5 metri verso il centro, lui si sposta di 10 metri verso il centro e a sua volta fotte dei clienti al concorrente. Insomma, la morale della favola l'avete capita. Non è difficile da capire, e non è neanche Achille e la tartaruga, perché Achille e la tartaruga, diciamo così, correvano nella stessa direzione. Questi due chioschi invece, nel lodevole tentativo di rubare clienti gli uni agli altri, vanno uno incontro all'altro e quindi si incontrano al centro, c'è una convergenza al centro. Quindi la localizzazione ottimale in questo caso è quella che vede non i due offerenti collocarsi ai lati estremi dello spettro per fare metà e metà, ma li vede collocarsi esattamente al centro per fare ugualmente metà e metà, perché naturalmente la domanda di gelati quella è sempre te la dividi, ma la metà la ottieni, diciamo, pescando su tutto il potenziale spettro di clienti. Cioè, invece di prenderti i clienti di una metà della spiaggia, ti prendi metà dei clienti di tutta la spiaggia. Poi, naturalmente, questo modellino semplificato dopo lo si può estendere immaginando geografie più complesse, immaginando che i prodotti non siano uniformi, immaginando che i produttori possano anche giocare sul prezzo e non solo sulla collocazione del loro. Insomma, a quel punto si apre un mondo enorme di letteratura, e immagino che chiunque di noi, dotato di Google Scholar, un po' di intuizione e tanta pazienza, potrebbe tranquillamente passare tutto il prossimo lockdown a leggere articoli su questo tema, che oggettivamente è un tema interessante. Ma preso così, no? Preso così, nella sua semplicità, no? Il ragionamento l'avete capito, insomma, poi, diciamo, eventualmente vi risentite all'inizio della diretta. Che ci racconta questa storia? È una storia abbastanza interessante, perché ci racconta fondamentalmente che se possiamo usare un modello matematico, un modello di economia matematica come metafora di un fenomeno politico, ma insomma, evidentemente la tendenza centripeta è razionale quando si offre la stessa cosa e allo stesso prezzo, sostanzialmente, il che mi lascia pensare che fondamentalmente quando si ragiona di convergere verso il centro, di competere sull'elettorato di centro, di conquistare la fiducia dell'elettore moderato, quando si ragiona di queste cose qui, si sta fondamentalmente confessando che l'offerta politica è una offerta di un prodotto sostanzialmente omogeneo
e su cui peraltro gli offerenti non hanno un particolare potere di prezzo. Potremmo riflettere su questo e se adesso man mano che verranno pubblicati sotto forma appunto di video, insomma, gli atti del convegno, credo che troverete diversi spunti di riflessione in questa direzione. In effetti il dato, diciamo, chi è nel dibattito con la D maiuscola, insomma, chi segue un po' da tempo queste cose, sa bene che questo modello, per quanto rudimentale, questo modello economico di localizzazione, diciamo, delle aziende, per quanto rudimentale, è un buon modello, tutto sommato, un modello non così imperfetto di localizzazione dei partiti nello spettro politico. Perché? Ma semplicemente perché il vincolo esterno derivante dall'adesione all'Unione Europea, all'Unione Economica e Monetaria, di fatto costringe un po' tutti i partiti a fare le stesse politiche. Ci sono stati, diciamo così, delle lodevoli eccezioni, ci sono state delle lodevoli eccezioni, ve ne ho citate diverse, riguardano in particolare poi la Lega, di opposizione per esempio alle politiche di austerità, di opposizione al fiscal compact, di opposizione al MES, certo che ci sono. Però, insomma, al netto delle lodevoli eccezioni, la regola è che, diciamo così, il prodotto che puoi offrire ai tuoi cittadini è largamente determinato dalle regole di Bruxelles. Quindi, diciamo così, qua poi su questo tipo di messaggio si articolava per esempio il contributo di Curini, del politologo Curini, che è intervenuto a Pescara. Politologo che ha messo in evidenza come in un momento in cui la vera proposta politica, cioè la decisione di richiedere un maggiore o un minore intervento dello Stato, di fare politiche di sostegno dei redditi o di non farle, insomma tutte queste decisioni, tutto quello che era la sfera della discrezionalità politica in ambito economico, d'accordo, viene compressa, il discorso politico diventa sostanzialmente un discorso su cose che con la politica c'entrano ben poco, diventa il discorso sulla corruzione, per esempio, o il discorso su, non so, alcuni diritti civili, come, non so, la possibilità per alcuni tipi di coppie di vedersi un riconoscimento legale, tutte cose giuste, sagge e sacrosante, per carità di Dio, ma che, almeno secondo alcuni, ma che però, diciamo così, prendono il centro della scena perché la politica scompare. La politica scompare perché i politici non hanno più margini di decisione, non possono più decidere quanto tassare, per esempio, o quanto sostenere il sistema finanziario nazionale, quanti ospedali tenere aperti. Non possono più, perché glielo dice l'Europa, e quindi allora diventano dati politici dei dati che politici non sono. La corruzione non è un dato politico, la corruzione è un reato e quindi di per sé dovrebbe essere un dato penale, e invece su questo si articola tutto, no? Una battaglia politica, valoriale. Cioè, insomma, in altre parole, ci si rifugia sui valori quando si è incapaci, si è nell'impossibilità di gestire la sostanza, diciamo, del discorso politico. E diciamo, questa è una cosa di cui dobbiamo avere consapevolezza, e credo che ormai ce l'abbiamo. Del resto abbiamo anche visto che
una sfumatura diversa, ma probabilmente una sfumatura diversa dello stesso fenomeno, esattamente quelli che hanno fatto del casta cricca corruzione, da politica che è corrotta, per cui tagliamo di qua, tagliamo di là, che hanno fatto di questo il loro mantra, si sono poi rivelati gli utili idioti della Troika sostanzialmente. Anche se devo dire che ultimamente ci stanno dando qualche soddisfazione resistendo al MES, ma prima o poi, di fronte alla minaccia di andare a casa, diciamo, non sarei stupito se cedessero, ma insomma di questo parleremo. Di fatto però l'alleanza organica con il PD è un segnale che basta da sé, insomma, ecco, non è che ci sia bisogno di altro. E allora, ecco, io riflettevo su questo, cioè forse, per esempio, da questo tipo di ragionamento, di impostazione, di riflessione che sto veramente facendo ad alta voce con voi, cioè non ho avuto tempo di maturarla né con me stesso né con il nucleo, insomma, di amici, di persone in cui mi appoggio per elaborare un pensiero, per verificare, insomma, per verificare le mie riflessioni. Ecco, questo tipo di impostazione ci può portare da due lati, può essere visto in due direzioni. Il primo è che forse, diciamo così, se accettiamo lo stato delle cose, se accettiamo che un politico non può far politica, allora forse diciamo così, e che quindi se un politico non può far politica, di fatto che può fare? Fa l'amministratore, no? Allora forse la convergenza al centro, per esempio, e la enfasi assoluta, totale, totalizzante sul tema della corruzione come unico tema di discorso politico acquistano un senso, nel senso che, diciamo, se non puoi differenziare il tuo prodotto da quello del tuo ipotetico avversario politico o ideologico, di fatto stai competendo sulla stessa platea di elettori, e tanto vale che tu ti metta al centro della spiaggia, così ti prendi metà, se sei bravo, dei bagnanti di tutta la spiaggia, cioè degli elettori, anziché prenderti tutti i bagnanti di metà della spiaggia, cioè tutti quelli di destra o tutti quelli di sinistra. Certo, se la destra e la sinistra diventano indistinguibili operativamente perché, per esempio, la destra non può abbassare le imposte o la sinistra non può aumentare la spesa sociale, mi sembra evidente che a questo punto, in questo blob indistinto, la localizzazione diventa quella del modello di Hotelling e finisce così. Vabbè. E quindi, come dire, se lo esaminiamo in questa ottica, questo discorso ci fa capire che esiste una razionalità profonda in certe pulsioni centripete cui assistiamo. Però, naturalmente, questo discorso politico, come ogni discorso politico, può anche essere totalmente sovvertito, controvertito, rovesciato. E si può dire il contrario, cioè che il fatto che, diciamo, in un periodo in cui la popolazione, i cittadini e anche gli stati stessi nei loro rapporti sono così lacerati, in un periodo così rivoluzionario, in un periodo così estremo, ecco, il fatto che in questo periodo non si riesca a ragionare in termini di differenziazione della proposta, non si riesca a ragionare in termini di alternativa, non si riesca a ragionare in termini di cambiamento. Per un po' ci si è provato, poi non ci si è riusciti per motivi che mi pregio di aver anticipato di alcuni anni. Ma insomma, lasciamo perdere quello che posso aver detto e quanto possa averci preso. Bene, il fatto che non si riesca a ragionare di cambiamento e non ci si riesca a differenziare ci fa capire quanto sia dannoso e quanto sia
intrinsecamente e che quindi non riuscendosi a differenziare si torni sempre a riflettere sul discorso di convergere verso il centro, di regredire verso il centro. Beh, regredire verso la media, no? La regressione verso la media, la mean reversion, ecco, questo è un fenomeno anche statistico, insomma, ma non allargo il discorso, ci fa capire quanto sia potenzialmente ostile alla democrazia e quanto sia anche potenzialmente poi pericoloso nel lungo periodo perché è difficilmente sostenibile in termini politici, un sistema in cui di fatto alle forze politiche viene preclusa la possibilità di differenziarsi, appunto, in cui la destra non può fare la destra abbassando le tasse, la sinistra non può fare la sinistra aumentando la spesa sociale, e poi di fatto anche il centro non può fare il centro mediando fra queste istanze semplicemente perché queste istanze non hanno diritto di cittadinanza, dato che tutto è deciso da delle regole che, diciamo così, qualcuno interpreta per se stesso e applica agli altri. Io tendenzialmente in questo caso vedrei il bicchiere mezzo vuoto e quindi la mia riflessione è più di questo secondo tipo, cioè ogni volta che sento parlare in una fase così delicata, così critica, così esasperata, così rivoluzionaria, in cui le persone sono estremamente irritate e anche giustamente irritate, ogni volta che sento parlare di andare alla ricerca del moderato in un mondo che in realtà fra un po' ci dimostrerà di non essere assolutamente moderato, penso che più che una razionalità oggettiva dietro questa ricerca del centro si intraveda la impossibilità oggettiva di fare politica nel sistema di istituzioni in cui siamo attualmente inclusi. E questa impotenza ci deve far riflettere perché non tutti devono e non tutti possono apprezzarne i limiti e le conseguenze. E quindi noi dobbiamo sempre ricordarci che in quanto uomini politici abbiamo dei cittadini che ci ritengono onnipotenti e anche responsabili di qualsiasi cosa succede. Le cose non stanno esattamente così, c'è un po' da rettificare il discorso che viene fatto sulla politica, ma per questo ho la sensazione che presto purtroppo avremo tanto tempo e quindi qui vi lascio.